Il sostituto procuratore della Repubblica Roberto Conte ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Antonio De Pace, 28enne calabrese, accusato di aver ucciso nel marzo scorso la fidanzata e aspirante dottoressa Lorena 40, originaria di Favara. L'udienza preliminare si celebrerà il prossimo 2 dicembre davanti il GUP del Tribunale di Messina. L'accusa per De Pace è omicidio aggravato dalla premeditazione. L'omicidio si consuma all'interno dell'abitazione di Furcisicolo che i due fidanzati condividevano. Dopo un litigio De Pace scatena la furia omicida sulla giovane favarese uccidendola e chiamando subito dopo i carabinieri. Ho ucciso la mia fidanzata, dice. Una confessione che però non ha mai convinto del tutto gli inquirenti messinesi, soprattutto in assenza di un'indicazione del movente. De Pace in prima battuta ha dichiarato di aver ucciso Lorena perché convinto di aver contratto il Covid-19 a causa sua. Circostanza che però è stata subito smentita dai tamponi eseguiti da entrambi, che sono risultati negativi. A chiusura delle indagini, la Procura ha pure contestato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi nei confronti di De Pace. Secondo gli inquirenti, il 28enne avrebbe ideato e pianificato l'omicidio e questo sarebbe dimostrato dal fatto di aver inviato alcuni messaggi ai parenti più stretti, manifestando la volontà di trasferire i propri risparmi ai nipoti. Tutti i familiari di Lorena, che si costituiranno parte civile nel processo, sono rappresentati dall'avvocato Giuseppe Barba. Il mese scorso l'Università di Messina ha conferito la laurea in medicina e chirurgia a Lorena, facendo così diventare realtà il sogno di una giovane vittima.